È uscito un sondaggio sul Corriere della Sera dove pensate, ma è durissima. Mancheranno dagli sbarchi alle ultime vicende. Come sapranno gli ascoltatori più attenti, abbiamo tenuto in attesa un filo diretto importante, quello che faremo subito su un tema che Matteo Salvini sta lanciando negli ultimi tempi, ossia la chiusura dei centri che vendono la marijuana senza THC, sostanzialmente la cosiddetta cannabis light. È una crociata che Salvini ha lanciato da qualche giorno. La dividiamo dagli altri argomenti che riguardano la politica e che riguarderanno il filo diretto dalle 17:40 fino alla fine della puntata. Ci saranno questi due spazi, questo all'inizio su proprio il tema droga. Il titolo che vi propongo è questo: droga, cosa ne pensate? Secondo voi è un problema che nasce dove? Secondo voi si sviluppa perché? Secondo voi anche qual è il rimedio che le istituzioni devono mettere in campo? Servono pene più severe? Serve questa chiusura dei centri dove si vende la cosiddetta cannabis light, oppure ci vorrebbero un altro genere di politiche? Come sapete, potete intervenire liberamente allo 0266 20 35 29 e trascinare questo argomento un po' dove volete. Vi consiglio, ecco, da questo punto di vista anche interverrò in questa prima fase, parliamo dell'argomento droga, perché poi i ragionamenti, diciamo, più di natura politica, più di natura di contrasti e affinità tra le forze di governo, centrodestra, centrosinistra, europee, sondaggi, tutta quella roba lì la trattiamo alle 17:30. Adesso io un tema importante come la droga, che è tornato drammaticamente d'attualità, vorrei ritagliargli intorno un'area di sicurezza rispetto alle polemiche partitiche, alle appartenenze. Dite pure tutto quello che pensate, qualsiasi sia la vostra opinione, sia che siate di destra, di sinistra, di centro, sia che siate leghisti da 30, da 40, da 50 anni. L'Anonymous dice già che io ne uso troppa prima di andare in onda, in realtà fa tutto la diretta, tutto naturale, tutta farina nel mio sacco. Allora, qui c'è un sacco di gente da salutare, non è ancora iniziato l'Affezio Giro, ragazzi. Abbiamo Stefano Del Brembo da salutare, poi abbiamo Alex da Salò da salutare, Lorenzoni 199, il Manzoni, e poi Joan che entra sul tema Altaforte, volendo dalle 17:30 si può parlare anche di quello, poi un altro amico che non si firma e Manzoni che entra già nel merito. Però attenzione perché oltre al filo diretto, che se volete potete già far partire allo 0266 20 35 29, Affezio Giro in rima, e ovviamente dovete trovare una parola che faccia rima con droga al 346 64 277 56. Mi raccomando, droga rima con droga, e dovrete ammettere che il vostro conduttore preferito, che ovviamente sono io,
non sa la risposta delle domande che vi fa, anche perché ho appena cercato io stesso quali possono essere le rime con droga, quindi sono io il primo a sorprendermi dalle mie domande. Premio della critica oggi coincide con il vincitore, perché mi colpisce veramente tantissimo e tra poco ve lo dico. Poi abbiamo il secondo classificato e il terzo classificato che sono già arrivati. Quarto classificato in questo momento, rima con droga. Beh, il primo oggi è Angelo, voi sapete, l'incubo di tutti i cantautori italiani. Oggi vince perché arriva più veloce degli altri, ma soprattutto per la rima che gli dà il premio della critica. E pensate, Angelo, che anima candida che è, o forse sa qualcosa, forse non dossiera solo i cantautori, dossiera anche, state attenti, i personaggi della Disney, perché se io dico droga, Angelo dice Paperoga. E in effetti Paperoga, secondo me, è cliente del coffee shop. Paperoga, secondo me non me la conta giusta. E vedete che Angelo ce l'ha anche con i personaggi della Disney. Grande Angelo, premio della critica. Arriva secondo Ivan75 che dice abroga, in questo senso è fedele alla linea. Mentre Francesco da Arona punta su uno degli effetti che si possono creare con la droga, ossia la foga. Non fate le... Ecco, esatto, perché vi conosco ormai, ha detto foga. Poi l'Anonymous, altra anima candida, invece dice piroga, lui insomma è più per il doping. Manzoni, un altro fedele alla linea, dice antidroga. Manzoni, poi Lorenzone 199, qui siamo nel culturale, arroga. E attenzione, Claudio Bisio già aveva detto di Paperoga si droga, quindi pare essere una macchina del fango partita su Paperoga. L'avreste mai detto? Io mi troverei un buon avvocato, che chiamerei subito zio Paperone. Ancora, vediamo chi altro c'è scritto. Anche Goffredo dalle Romagne si unisce e dice piroga. L'ultimo è Stefano Del Brembo, che la mette già sul giudiziario perché scrive toga. Classifica di oggi vede Angelo a 5, Ivan a 3, Francesco Darona a 2, ma attenzione perché nessuno, credo, come voi nessuno mai, perché sì, Ivan questa settimana non è andato benissimo, insomma i 10 punti di Riccardo da Parabiago non li raggiunge nessuno di voi e quindi anche se non ha partecipato a quest'ultima manche ha vinto Daniele da Parabiago anche questa settimana. Andiamo quindi all'Albo d'Oro e mentre io sbrigo queste che ormai sono diventate delle stucchevoli formalità, perché come sapete ogni cosa che si organizza in Italia ha una sua stupida burocrazia e la Fezio Giro non poteva fare altrimenti. Voi potete intervenire anche in maniera insomma più apollinea in diretta dicendo la vostra sul tema droga, tema molto libero, ovviamente potete dire la vostra sulla abrogazione di tutte le droghe, su altre idee. Vi ricordo che su questi temi Salvini è uscito sì in questi giorni, quindi ha detto la sua è la linea della Lega, però fanno parte insomma di quei temi dove se avete un'opinione diversa, ecco, non sentitevi meno leghisti, quindi raccontatecela pure. Questo ovviamente lo dico al pubblico più affezionato di Radio Padania, quello che si riconosce anche nei valori del movimento di cui proviamo a essere la voce. Se ci ascoltate anche provenendo da altre culture, altri pensieri, altri orientamenti politici, allo stesso modo non temete, tutte le opinioni avranno spazio senza problemi, senza isterie, cioè stiamo parlando di droga che è un tema molto molto importante. 02 66 20 35 29, se volete le linee sono aperte e libere. C'è anche chi ha scritto sinagoga e c'è anche Fabio da Crema che salutiamo, anche lui ha detto foga. Questi sono quelli fuori classifica e poi c'è chi dice insomma comunque distorce la realtà. Ecco uno dei primi WhatsApp dice distorce la realtà e quindi è un fenomeno negativo, come combatterlo davvero non so. Mentre Michele Baldo da Padova dice non liberate chi spaccia droga o gente con la toga. Beh, qui ha cercato di dare un'opinione insieme alla rima e quasi una poesia per Michele Baldo, ecco, che però dice pene più severe. Ancora
Andiamo a vedere chi ci sta scrivendo, sempre sulla droga. Eccolo qua. Qualche negozio non sarà ligio alle regole. Secondo me controllarlo non fa che male. E poi, fatto questo, non chiudere i regolari perché diventano alternativi per alcuni agli spacciatori. Non vanno proprio chiusi tutti. Pensateci, modificate il tiro con alcune modifiche. Questa è Savina che dice, insomma, alcuni, quelli che non rispettano le regole, è giusto che vengano chiusi, però non sottovalutiamo l'effetto che dice lei potrebbero avere per distogliere in realtà una parte di mercato, di attenzioni dagli spacciatori, che quindi ovviamente sono illegali. Prendiamo la prima telefonata. Pronto? Ciao carissimo, sono Lia Moretti. Ciao Lia, benvenuta. Ascoltavo, no, e pensavo a questa cosa. Sì. A parte che non ho pena per chi si droga, anche per i ragazzi, non ho pena perché non sopporto queste debolezze umane. Ci sono tante cose belle per i ragazzi da fare che sono giovani. Comunque mi è venuta in mente una rima, no? Sì, vai. Allora, volevo dirti alla milanese, ma te la dico in italiano. Ma anche in milanese va bene, non è mica vietato. Ma no, dai, la dico in italiano. E fa rima lo stesso. Per favore, ragazzi, per favore, ve lo dico con il cuore di mamma, non andate a comprare droga, ma correte e andate a fare sport, come lo yoga. Ecco. Grazie, più yoga, meno droga. Grazie ai nostri Lia Moretti, più yoga, meno droga. Quando vai in onda Lia Moretti, che io me la perdo sempre? Andrà in onda prossimamente nel palinsesto, giusto? Vengono messe sue canzoni con Alarico, Zeni e Leo Siga il sabato e domenica mattina. Vedi che sei preparatissimo? Abbiamo già un'altra telefonata. Edita ad altaforte queste canzoni? Sono edite da altaforte, no? Beh. Produzione propria. Ma noi perché non siamo editi da altaforte qua a Radio Padania? Vedi che quanta pubblicità gli fanno? Non hanno scritto altaforte a chiuso. A noi sì, vabbè, siamo proprio il paperoga della Lega. Comunque c'è chi ci scrive: ma se Salvini ha messo i compagni contro la Nutella, figurarsi se contrasta la droga. E ancora Goffredo, leghista alle Romagne: sulla droga dico solo goga e magoga, ossia penso di interpretare il suo pensiero, elementi di una più generale decadenza, addirittura con sfumature apocalittiche. Ancora un altro amico: caro Salvini, le piazze italiane sono piene di spacciatori di droghe, crack, coca, eroina. Lo Stato dice che il fumo uccide ed è scritto sul pacchetto di sigarette, però le vende e il problema è la canapa. E ancora va avanti, uno scrittore elogiava le proprietà terapeutiche della pianta. Insomma, mi sembra un WhatsApp possibilista quello del nostro amico. Clara da Sondrio: il Movimento 5 Stelle dice che la cannabis venduta nei negozi non è droga e che da quando questi negozi sono stati aperti gli spacciatori sono diminuiti. Ma come è possibile dire che questi negozi non vendono droga? In più si contraddicono dicendo che gli spacciatori sono diminuiti. Insomma, non si fida tanto della posizione a 5 Stelle della nostra amica. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, Marco? Sì, ciao, benvenuto. Ciao bello, sono io, ma sei in diretta, sei in trasmissione? Sempre in diretta. Ah, ok, ascolta, no, devo parlare appunto per la registrazione poi della diretta qui da noi. Mi ho chiamato prima su WhatsApp, ma mi dava vuoto. Allora ascolta, e appena sei libero mi chiami subito, va bene? Per cosa? Ci mettiamo d'accordo per sabato, ok? Per sabato cosa? Per la registrazione dell'intervista a Lancini. Io non sono d'accordo con te per l'intervista a Lancini. Io sabato, guarda che bella radio trasparente che siamo. Sabato mattina, cioè domani, andiamo a fare delle interviste io e Giulio Cainarca, ma non a Lancini, a meno che non si sia arruolato nei bersaglieri. No, è vero, se si è arruolato nei bersaglieri domani magari c'è Lancini, ma noi andiamo a intervistare i bersaglieri. Ah, vabbè, ma la registrazione la facciamo via telefonica, non è che la facciamo in diretta. Ma non siamo stati mai d'accordo a fare questa cosa io e te. Vabbè, allora vedi, poi ci sentiamo dopo. Allora, ma vedete com'è? Ma adesso cosa succede? Arrivano, mi indagano. Ma io non so, cioè ci sentiamo per carità, però non abbiamo mai preso questo accordo io e te. Sì, no, ma se non la voglio fare io la cosa. Ah, la vuoi fare tu? La vuoi fare tu? Non l'ho capito, ma scusami. A casa mia posso evitare chi voglia. Ci mancherebbe. Vabbè, intanto guarda, hai vinto un premio
che però dovrai contenderti con altri ascoltatori che non nomino, ma questa è sicuramente una delle più surreali telefonate degli ultimi 6 anni per quanto mi riguarda. Quindi grazie, non arriverei mai ai livelli della Mitteleuropa, ma è comunque un livello che per la competizione mediterranea va bene. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, sono Michele Caruso. Ciao Michele, ecco appunto dicevamo Eccoci, da questo punto di vista. C'è ben poco. Beh, ogni tanto lo sei, dai Michele. Dire, non so su quale pianeta stia navigando il vostro leader Matteo Salvini, ma non ne sta facendo una buona veramente. Se stendiamo un velo piuttosto. Grazie Michele, alle 17.30 Michele Caruso, tutti quelli che vogliono intervenire sullo scenario politico alle 17.30. Adesso ancora per 5 minuti parliamo di droga. E volevo proprio tenere questo argomento il più possibile neutro, da Tizio ha detto questo, Caio ha detto quello, perché alla fine Tizio dice questo, Caio dice quello, però il nostro vicino di casa, il nostro amico, il nostro figlio, il nostro nipote, magari ognuno di noi ha avuto delle esperienze con la droga e alcune persone ci cascano, è un abisso, come scrive Salvini anche nell'intervista tanto discussa, è un abisso che spesso, un vuoto che spesso inghiotte le persone, e quindi teniamolo fuori dalle polemiche, dedichiamogli questi 20 minuti. Stiamo ricevendo delle opinioni, avete ancora 6 minuti per dirci la vostra. La droga va eliminata, ad esempio, ci scrive Ivan, dalla prima all'ultima, e chi parteggia per la droga leggera è solo un potenziale probabile consumatore. La droga rende deboli, debosciati e celebrolesi, e indovinate un po', poi questi cervelli sopraffini cosa andranno a pensare? Così Ivan 75. Ancora abbiamo altri che ci scrivono. Sì, Alberto che scrive: Salvini fa bene, la linea dura è l'unico rimedio, dopo troppo anni di lassismo avete visto a che risultati siamo arrivati. Ancora, allora, Carola dice: perché non fanno vedere i filmati dei danni al cervello e al fisico della droga, dalla leggera alla più forte? Abbiamo poi Gian da Brescia: i miei amici sessantottini tanti anni fa hanno cominciato col fumo, poi sono passati a roba pesante, morti prima dei 18 anni, così Gian da Brescia. Abbiamo ancora 5 minuti se volete su questo tema, la droga. 02 66 20 35 29. Voi che opinione avete su chi la usa, su come lo Stato dovrebbe in qualche modo contenere o addirittura debellare questo fenomeno? E ancora, quali sono secondo voi le fragilità che magari ci sono nella società, nella psiche delle persone, su cui poi la droga diventa una compensazione? Andiamo con una telefonata. Pronto? Pronto? Eccola. Buongiorno. Buongiorno, che squillo. Allora, io ho chiamato quando c'era Sammy Varin, sì. Però adesso ho visto l'intervista della Gruber e momenti mi prendeva un infarto. No, non vogliamo. Ma questa donna non deve più fare il giornalismo, ecco, assolutamente. Grazie alla nostra amica, ci puoi chiamare alle 17.30 su questo tema. Scusate, su questo mi piace tenerlo libero, perché magari qualcuno all'ascolto vuol dire la sua sulla droga, e penso sia positivo tenere questo tema fuori dai dibattiti, dalle robe, perché è una roba poi che è una roba della vita, no? Sono persone poi in carne e ossa che si rovinano, che combattono battaglie di anni contro queste dipendenze, che cercano, al di là dell'amministrazione comunale sotto cui sono, cambiano i colori, ma continuano le comunità di recupero a cercare di fare il loro lavoro, alcune con più successo, alcuni con meno successo, senza beatificare nessuno e senza dannare nessuno. Però insomma siamo comunque su un tema che è sulla pelle della società, quindi cerchiamo di tenere la politica politicata fuori. Poi se ne potrà parlare non tra 10 anni, alle 5:30 se ne può parlare. Riccardo Avarese: droghe da combattere, spacciatori anche con pene più importanti. E ancora abbiamo un sondaggio che ci manda Manzoni e che riguarda invece gli argomenti che toccheremo dopo. Prendiamo una telefonata. Pronto? Marco, buonasera, sono Anna. Ciao Anna, benvenuta. Ciao, mi è preso un colpo come la signora perché io, anche se ci fosse Salvini o Gesù Cristo, non guardo mai la Gruber, perché proprio è una cosa che mi... Anna, sulla droga cosa ne pensi? Sulla droga che cosa ne penso? Ha ragione sempre Matteo. Quindi insomma ci vogliono una linea più dura. Grazie Anna.
Ciao caro. Grazie ancora. Ennio da Treviso, anche lui insomma ci scrive cose di contesto più ampio. Abbiamo ancora 2 minuti, se volete, un'altra telefonata. Pronto? Ciao Marco, sono Ornella. Ciao Ornella, eccoti qua. Io sulla droga la penso come Salvini, fa benissimo perché loro credono la cannabis non è una droga leggera, cioè dalla cannabis è come avere un guinzaglio, insomma, si passa ad altre droghe, no? È così, poi perdono la loro libertà, cioè fa male, basta, chiuso. Ciao. Grazie mille. Abbiamo un'altra telefonata ancora, pronto? Pronto? Eccoti, benvenuta in diretta. Ciao, è la prima volta che parlo con te, sono Giovanna. Ciao Giovanna, da Verona. benvenuta. Sono una nonna di 78 anni. Io ho visto figli tempo fa di amici e anche nipoti morti per la droga. È una cosa orribile, guarda. Io ho figli, ho un nipote che è piccolo ancora, ha quasi 12 anni. Non vorrei vedere. Ha ragione Matteo e ci vediamo il giorno 18 a Milano. Io sono una combattiva, sono una leghista combattiva. Grazie a Matteo. Ancora. Prendiamo un'ultima telefonata, poi gli ultimi WhatsApp. Pronto? Ciao Marco Pinti, Eccomi. sono l'ultima telefonata e volevo dire che volevo che Matteo Salvini e il governo finanziassero, diciamo che investissero proprio su questo problema della droga che mira proprio ai minorenni e ai ragazzini sempre più piccoli. Ci vogliono insegnanti preparati od operatori preparati nelle scuole che vadano a parlare, a far capire a questi ragazzi a che cosa incorrono, dove vanno a finire. Ecco, questo è l'importante. Ciao Marco. Grazie ancora. Ultimi WhatsApp. Chris da Bergamo: è una scappatoia per i deboli la droga. La vita è complicata, ma combattere senza aiutino è più soddisfacente. E Lorenzoni 199 dice meno canapa light, più coca light. Ancora tornano gli Anonymous: in fondo tutte le dipendenze sono vantaggiose per i regimi, mentre Paolo da Bergamo dice: se ha effettivamente proprietà curative, perché non viene venduta in farmacia? Ancora, che strano, ci scrive qualcuno, per maggiori informazioni chiedere ai medici, neuropsichiatri e sociologi. Immagino maggiori informazioni insomma sia contrario. Arriva una testimonianza: mio cugino ha iniziato a fine anni 80 dai 13 con le sigarette, poi col fumo, la Maria, poi le pastiglie, poi lo sniffo, infine il buco. A 17 anni era in comunità e l'ha tirata avanti dentro e fuori fino a oltre i 40 anni, rischiando più volte la vita, preso e strappato alla morte più volte per i capelli, gioventù rovinata, genitori distrutti. Questo è il risultato delle droghe. Parti piano, poi c'è chi ha la forza di fermarsi e chi va sempre un passo più avanti. Noi ci fermiamo, tra poco argomenti più leggeri, uno su tutti il calcio, e poi il Parlamento, e poi il tema invece, i temi della giornata, quelli della politica politicata, avranno ovviamente spazio, un bel filo diretto anche su quello. Radio Padania è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Padania Libera, la tua radio. Canale 740. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. John Wick ha infranto le regole. Una taglia di 14 milioni sulla sua testa. John Wick, la scomunica è ora in vigore. Cosa ti serve? Armi, tante armi. Che si aprano le danze. Quest'anno, se vuoi la pace, prepara la guerra. John Wick 3, Parabellum, dal 16 maggio al cinema. Mi chiamo Fahim, ho 22 anni, ho una specie di lavoro, una famiglia abbastanza normale, degli amici, sono musulmano e praticante, non bevo, non fumo, che ve lo dico a fare, niente sesso prima del matrimonio, ma sta cosa del sesso mi fa sbroccare, mi piace una cifra. Allora? È difficile, difficilissimo. Secondo me no. Bangla, dal 16 maggio al cinema. 01 Distribution presenta, in concorso al Festival di Cannes. Faccia nome, Buscetta. Il primo pentito, il primo terribile colpo alla mafia. Dottor Falcone, noi dobbiamo decidere solo una cosa. Chi deve morire prima, lei o io?
Il Traditore, un film di Marco Bellocchio, dal 23 maggio al cinema. A maggio. Ti fidi di me? Apri gli occhi e vedrai. Disney presenta. Credo sia tempo di raccontarvi la storia di Aladdin, la principessa e la lampada. Aladdin, dal 22 maggio al cinema. Warner Bros. Pictures è orgogliosa di presentare il nuovo film di Pedro Almodóvar con Antonio Banderas e Penélope Cruz. Non sei stato un buon figlio. No, un viaggio nei ricordi, nei sentimenti e negli amori perduti. Stai con qualcuno ora? Sì. E tu? Grazie Pedro per questo nuovo capolavoro. Dolor y Gloria, dal 17 maggio al cinema. Il 6 giugno scopriremo il film più divertente dell'estate. Il miglior veterinario in tutto il circondario è specializzato in disturbi del comportamento. Ma io non ho disturbi del comportamento. Dai creatori dei Minions e con la voce di Alessandro Cattelan. Sì, anch'io sto bene. È la mia umana che è matta. Pets 2 Vita da animali, dal 6 giugno al cinema. Mamma, chi sono io? Tu sei stato un dono. Dal produttore James Gunn, regista dei Guardiani della Galassia. Non potrei mai mettermi contro nostro figlio. Non è nostro figlio! Anche il male ha il suo eroe. L'angelo del mare, Brightburn, dal 23 maggio al cinema. Una vita da... Quello in cui entriamo dietro le quinte, facciamo un po' la radiografia al gioco più famoso del mondo, lo facciamo con il nostro esperto, con Vincenzo Matrone. Benvenuto Vincenzo. Buon pomeriggio a tutti. Allora, Vincenzo, comunque la musica era bellissima. Certo, Ligabue è una delle più belle canzoni dedicate al calcio e non l'ho messa a caso perché tra poco parleremo di questo ruolo. Prima però l'attualità ci chiama e unisce in realtà già insieme due argomenti tipici dei nostri appuntamenti. Da una parte 1/2 partite a questo punto, quella del Liverpool e quella del Tottenham, e poi un dato strutturale che per una volta emerge in maniera inequivocabile. L'Inghilterra è sul tetto d'Europa, ma non perché ha vinto una coppa, perché in tutte e due le finali ci sono 4 squadre inglesi. 100%, vuol dire che c'è un sistema calcio che forse ha qualcosa da insegnare. Assolutamente sì, la cosa fa un po' invidia da italiano, un po' tanto, però non c'è un motivo solo. Allora, cercando di essere veloci, i problemi in Italia nascono dal basso, quindi c'è una Lega Pro e una Serie B con oltre 120 squadre in 3 o 4 anni fallite. Sì. Media spettatori bassissima. Noi ancora abbiamo la primavera, loro hanno la seconda squadra, perché prima cosa succedeva? Il bambino che giocava, perché così bisogna chiamarlo, nella primavera si andava a fare le ossa in una buona Serie C, in una buona Serie B italiana. Oggi la Serie B e la Serie C, una squadra italiana non va mai a vederla per vedere qualche esce 1 o 2 giovani forse. Io mi ricordo aver parlato con degli amici di Pescara di La Padula, per loro sembrava Van Basten, poi è arrivato in Serie A e il raffronto è stato duro. E quindi si parte da quello, si parte da stati improponibili, da un problema merchandising che una maglietta, 5 magliette su 10 sono contraffatte, e così dico la maglia possono dire altre cose. Queste sono le grandi differenze tra l'Inghilterra e l'Italia.
Ecco, però diciamo che il calcio inglese negli ultimi anni è in crescita, però ha avuto i suoi grossi problemi, perché hooligan non a caso è un termine inglese per usare, ma non solo questo, insomma, per tanto tempo Manchester United a parte era un campionato quasi più morto di quello ad oggi italiano. Sì, la loro forza è proprio ripartire dalla sicurezza negli stadi sempre pieni, campionati molto equilibrati e quindi vendi il prodotto all'estero molto bene. Penso che a pensare che negli anni 90 il campionato più venduto era quello italiano, sì. E ancora adesso le vecchie glorie vogliono vedere quelli campionati italiani negli anni 90, fa più spettatore una selezione di vecchie glorie del 90-2000 in Italia che una formazione di adesso. E purtroppo adesso il campionato inglese è avvincente, fino all'ultima giornata non sai mai chi lo vince, e ci sono 5-6 squadre di gran livello che si spartiscono poi i diritti televisivi e riescono ad andare bene. Poi ci sono delle programmazioni, perché tutti parlano di questi fatturati, in realtà il Tottenham quest'anno non ha fatto calciomercato, l'ho visto vincere con lo scarto Llorente e con il dimenticato Lamela. Immaginate se in Italia quest'estate a qualche tifoso avessero detto il Milan compra Llorente e Lamela, sarebbe ancora incambabile a fare manifestazioni contro. Sì, assolutamente. Sono arrivati in finale, dicendo. Quindi c'è un programma, non c'è l'esasperazione, io ti assicuro da giornalista c'è un'esasperazione, già tutti gli amici ti chiedono chi compra, il tifoso è ossessionato dalla propria squadra, chi compra e chi cambia. Inizio a settembre già ti chiedono a dicembre chi compro, chi cambia. Io spero sempre, gli rispondo, spero nessuno, un fuoriclasse. Io vorrei vedere un fuoriclasse all'anno nella mia squadra e un buon settore giovanile e far crescere i ragazzi. Certo. Questa è un po' la situazione. Ecco, quindi se dovessimo decidere qual è il primo passo concreto, provo a chiederti questa cosa. Stadi di proprietà sicuri, dove noi in Italia un'altra cosa che abbiamo sbagliato, che ci preoccupiamo delle cattive parole dette allo stadio, però se poi si ammazzano va bene. Cioè no, allora la violenza, adesso lo dico perché voi siete una trasmissione soprattutto politica, per me conta prima, anche in una manifestazione politica, prima la sicurezza fisica, è importante. Poi a parole mi accordi pure quello che vuoi, però la sicurezza fisica è fondamentale. Quindi stadi dove io posso andare con mia moglie e con il mio bimbo piccolo volentierissimo allo stadio. Questo è il principio. Settori giovanili dove si cambia la mentalità, quindi il difensore impara a giocare, invece in Italia a 10 anni già ti conto sei l'ultimo uomo, butta via il pallone. Ecco, tornare un po' a una mentalità europea. E questo è l'inizio. Quindi settori giovanili, avere la squadra B e non avere la primavera dove giocano tra bambini, e soprattutto controllare la Lega Pro e la Serie B, dove se ci metti le mani secondo me diventa più una cosa giudiziaria. Secondo me se mettono le mani in Serie B e in Serie C si aprono processi ogni giorno. Infatti io ti volevo chiedere, cioè, se questa tendenza che possiamo auspicare a parole, la politica, visto che come giustamente hai ricordato è anche uno dei temi della nostra radio, la politica può fare secondo te una legge, un intervento, fare qualcosa? Ma purtroppo il calcio non esula dalla vita di tutti i giorni. Se in una manifestazione posso sfasciare le vetrine, posso tirare uova alla polizia, non capisco perché non lo posso fare quando vado allo stadio. Cioè si fanno le leggi, si fanno per tutti. Molte volte ne confondiamo, pensiamo che lo stadio è un'isola cattiva, lo stadio rappresenta quella che è la società. Bisogna fare quello che stanno cercando di fare adesso, la giusta pena, l'importanza di mettere le mani in tasca. Cioè, a parole di quello che vuoi, ma tieniti le mani in tasca, che secondo me bisognerebbe insegnarlo dalle scuole. Manifesta, ma mettiti le mani in tasca. Quindi questa è la cosa che io ho insegnato a mio figlio e spero che gli altri insegnano ai loro figli. Ecco, entriamo ora nel merito invece del gioco del calcio in astratto che stiamo percorrendo con te, dal portiere fino all'attaccante. Ci arriveremo, ma siamo ancora indietro nel nostro viaggio e nel senso calcistico del termine, insomma nella tre quarti. Oggi parliamo del mediano. Esiste ancora questa figura? E come è cambiata?
Purtroppo no, ci hanno rovinato il calcio. Cioè, ma è possibile che una parola rovina il calcio? Cari amici da casa, sì, ci hanno un po' incartato, diciamo, io mi metto tra i spettatori in questo caso, perché una volta tu dicevi mediano, regista. Sì. Se eri un bambino che andavi a giocare a calcetto con gli amici, inquadravano subito chi eri. Corro e prendo palloni, sono la parte intelligente, so lanciare, so giocare. L'hanno sostituito con centrocampista centrale, quindi cosa fai? Molti non corrono e non sanno giocare. Quindi il risultato una volta eri drammatico. O Buriano Rivera o Gattuso Pirlo, adesso sei Obiglio Montolivo. Sì. Rimango negli amici del Milan. Sì, due che non la passano tanto bene e non la recuperano troppo spesso. Cioè, una volta non potevi scegliere, se tu parli oggi con Gattuso ti diceva guarda, io mi preoccupavo di prendere i palloni, poi vicino a me avevo sede a coprirlo, non mi preoccupavo più di lanciare, che sembra un concetto semplice del calcio, ma non lo è. Quindi, ma come mai cambiano queste cose? Perché alla fine, se io fossi un allenatore, mi servirebbe ancora adesso un Gattuso. Ma no, il problema è che cambiano delle mode. Ci sono state delle mode dove effettivamente tu puoi giocare, se hai un gioco quasi a memoria, tipo Sarri, tipo i Sacchi, molte volte ti davano un'impronta di gioco che tu, quando il pallone è nei piedi, non sempre decidi tu cosa fare, ma il mister ti ha detto cosa devi fare. Allora in quel caso lì può nascere quella figura via di mezzo. Effettivamente Ancelotti non era né un regista né un mediano, era tutte e due. Però le faceva bene. Anche Albertini faceva entrambe le cose. Però devi avere una mentalità di gioco che ogni giocatore si ricorda almeno 3 cose da fare e ogni giocatore si libera almeno in 3 modi diversi. Cioè la partita perfetta è quando un giocatore ha 3 possibilità di passaggio. Il problema è che non tutti gli allenatori riescono a fare questo, e quindi alla fine ti trovi a giocare in mezzo a campo persone che una volta avrebbero fatto i mediani e adesso fanno tutti i registi. Oggi trovare un regista nel campionato italiano faccio proprio fatica. Invece proprio quello è quello che ti volevo chiedere, un mediano e un regista oggi. Allora, il regista del futuro spero che sia il ragazzo che gioca a Brescia, che ne parlano molto bene, 18 anni, spero che sia un po' il regista del futuro. Verratti a me piace, anche se in Francia spesso gioca da mezzala, a me Verratti piace come regista moderno. Mediano, quando si comportano bene al di fuori del campo, ti viene da dire un Frank Kessie, un Bakayoko, cioè quei giocatori che hanno nella forza fisica la loro priorità principale. Il problema è che quando li metti tutti insieme i mediani ti manca, il gioco è brutto da vedere. Ecco Vincenzo, fuori scaletta però l'hai citato, Bakayoko che ha mandato a quel paese Gattuso. Tu per che tipo di società calcistica sei? Quella che lo mette fuori rosa o quella che prova a cucire in qualche modo? Ma la prima volta provi a cucire, la seconda pure, la terza ti mando fuori rosa. E dato che credo che siano arrivate la seconda e la terza, per me è incomprensibile. No, io li difendo sempre, anche quando si parla di contratti di giocatori dico sempre comunque giocare a calcio non sembra mai difficile, giusto, guadagnano tanti soldi, però quando si comportano così sono indifendibili e mancano di rispetto a tutti, quindi io non li giustifico mai certi atteggiamenti. Vincenzo, io ti ringrazio per questa chiacchierata. Chi volesse approfondire può andare sui tuoi canali social oppure su altre testate sulle quali stai scrivendo, non so se vuoi ricordarcele. Sì, in discreto.net facciamo sempre un articolo dopo la partita del Milan, c'è un piccolo riferimento storico, la partita tattica e una domanda alla fine che ci poniamo come le tante che facciamo qua insieme al nostro pubblico. Grazie ancora Vincenzo. Grazie a tutti voi.
Niente, alcune informazioni riservate hanno travolto il palinsesto di Rebelot. Non parleremo mai più di niente. Ogni tanto vi farò capolino, giusto per ricordarvi che ci sono, e manderemo solo musica giapponese. Noi sappiamo perché, e anche chi lo deve sapere lo sa. E per le recensioni letterarie recensiremo solo Memorie di una geisha. e poi noi non possiamo, perché ovviamente non possiamo svelare segreti, però ti dico solo che l'Anonymous prova a mettermi in competizione con Antonio Verna, perché lui avrà Albano ospite, e mi dice: tu come rispondi? Io musica giapponese, e io qui sarò il Fabio Fazio di Radio Padania, l'intoccabile di Radio Padania. Aficionados, fate quello che volete, io ormai parlo solo al Giappone. Chi di dovere lo sappia, prenderò del tempo, non so quanto ci vorrà, 6 mesi, un anno, insomma, che mi diano tempo, perché il programma a lungo termine è addirittura condurre Rebelot in giapponese. Ho già detto abbastanza per mezza puntata di Report. Poi pensate, con il mio look che giustamente Goffredo dalle Romagne ha definito, ma come dargli torto, da narcotrafficante colombiano, pensate se la mia faccia compare su Report, dicono: questa è la Lega di Salvini, una Lega giapponese. Bene, è solo un assaggio, però basta, ormai faccio il mio voto per il voto, ho deciso. Oggi che la Lega è scesa dal 36 al 30, dicono i sondaggi, allora io dico che per 6 mesi, se la Lega prenderà 33% o superiore, 33 sono poi anche gli anni che avrò io il 26 maggio ancora, quindi è un numero, diciamo, a cui sono affezionato. Se la Lega prende dal 33,00 in su, per 6 mesi durante Rebelot solo musica giapponese. Quindi questo indica che non ci saranno eccezioni, non lo so, adesso vediamo, ci lavoriamo. Marco, e non parleremo mai più in Rebelot di mafia nigeriana, solo di Yakuza. Ma neanche, solo argomenti giapponesi belli, no, solo musica giapponese. Magari mi prenderò una eccezione settimanale, che sarà, perché in modo tale che con una canzone magari riusciamo a commentare un per non inflazionarla. Escluse le sigle, una canzone settimanale, una sola, non giapponese, il resto solo musica giapponese, se la Lega prende dal 33 in su. Non è già condotto in giapponese, chiede giustamente l'Anonymous, che mi frega sempre, perché come sapete è io l'Anonymous, in realtà io dico l'Anonymous, no, in realtà sono io che mi mando messaggi. Che bello, che belle chiacchiere rilassate, la musica giapponese, la vita quando scorre serena, di noi che possiamo permettercelo, perché noi non contiamo una mazza, cioè io non conto una mazza. Carnelli, tu conti qualcosa? Assolutamente no, cioè io conto nel farti scontare la tua pena qua. E buona parte di noi, di voi ascoltatori, io mi auguro che come noi non contiate una mazza, e quindi potete e invece no, perché la politica, siamo così, siamo come quelli che sono appassionati di certi sport estremi, e noi siamo appassionati della politica, e quindi dopo un po' di musica giapponese, dopo un po' di grande respiro del mondo, di tutti noi che non contiamo una mazza, e che sappiamo una cosa, noi che non contiamo una mazza, che anche quelli che pensano di contare non contano neanche loro. Basta pensare che 1 miliardo di cinesi ci sono, gli indiani quanti sono?
in India, tantissimi, in questo senso migliaia di indiani che se ne fregano, capito? Migliaia di cinesi e di giapponesi, che Dio li abbia in gloria. E, detto questo, dopo questo delirio verso il lontanissimo Oriente, che comunque ha buoni riflessi anche le Canarie, diciamo che c'è una partecipazione manderemo o musica canaria o musica giapponese, però molta più musica giapponese. Detto questo, entriamo nella politica, prima con le parole di Matteo Salvini, che è in giro come un matto a far comizi. Ve la facciamo sentire questa a Catanzaro. Stiamo lavorando anche per portare un po' di educazione, perché serve anche l'educazione, perché la mia mamma mi ha insegnato che quando qualcuno sta parlando, se non sei d'accordo, taci, ascolti e parli dopo o ti togli dalle palle. Anche semplicemente. Se pensate di far paura a me, avete sbagliato persona. Ogni giorno mi arrivano minacce di morte, Salvini muori, Salvini crepa, Salvini infame, Salvini fascista, sparate a Salvini, picchiate Salvini, più mi minacciano, più io lotto per la sicurezza degli italiani. Non ho paura di niente, di nessuno. Mi fanno paura la maleducazione e l'ignoranza. Questo sì. Per arginare questa ignoranza abbiamo approvato una legge che dall'anno prossimo riporta l'educazione civica come materia di studio obbligatoria a scuola. E probabilmente a qualcuno male non farebbe anche qualche mese in servizio militare, in servizio civile, per imparare l'educazione. Perché poi mi dicono porti aperti, ho visto qualche cartellone stamattina, porti aperti, in Calabria c'è spazio per tutti gli immigrati. No, chi sceglie la Lega fa una scelta precisa. In Calabria prima vengono gli italiani e poi il resto del mondo. E in Italia si arriva se si ha il permesso di arrivare. Ciò non toglie che se volete mantenere 10 immigrati clandestini a testa potete farlo. Potete farlo. Aprite le porte di casa vostra, aprite il portafoglio e li pagate voi. E li mantenete voi. Poi c'è un problema di agricoltura, c'è un problema di pescatori che l'Europa sta massacrando, c'è la concorrenza dell'olio tunisino, delle arance marocchine, e noi andremo a Bruxelles a difendere l'agricoltura italiana e la pesca italiana, perché mangiare italiano significa stare meglio e difendere il lavoro degli italiani. Sento delle zanzare, sento dei moscerini rossi. Vabbè. Andate a trovare Oliverio che vi fate compagnia, dai. Chi si somiglia si piglia, forza ragazzi. Proposto, c'è spazio. Ecco, questo è uno dei motivi perché stiamo combattendo una battaglia contro la droga via per via, piazza per piazza, paese per paese, negozio per negozio, perché la droga fa male. La droga fa male, ragazzi. È meglio il nuovo statuto di una canna, fidatevi. Però, anche perché l''ndrangheta campa di droga. Io ringrazio le forze dell'ordine che stanotte hanno sequestrato 215 milioni di euro a una famiglia di 'ndrangheta che campava anche grazie all'importazione, alla produzione e allo spaccio di droga. E quindi, siccome io voglio un paese dove i ragazzi possano studiare, far famiglia e crescere sani e possibilmente educati, io vorrei un paese che si occupi di lavoro, di futuro, di famiglia. Io ringrazio quel signore che mi ha abbracciato entrando dicendo: Salvini, grazie, perché grazie a quota 100 mi sono liberato dalla legge Fornero e ho recuperato anni di vita. E mi sarebbe piaciuto che i centri sociali fossero scesi in piazza quando approvavano la legge Fornero che rovinava
milioni di italiani. E invece no, quando massacravano operai, lavoratori e pensionati, zitti. Sono orgoglioso di fare quello che teoricamente avrebbe dovuto fare la sinistra, restituire il diritto alla pensione e al lavoro a milioni di italiani, cancellando quella schifezza della legge Fornero. E andremo fino in fondo, su questo avete la mia parola. Sono orgoglioso che grazie alla Lega sia legge dello Stato il diritto alla legittima difesa per chi viene aggredito a casa sua, nel suo negozio, nella sua azienda. E basta con i risarcimenti milionari ai parenti dei poveri rapinatori feriti. Nella prossima vita invece del rapinatore fai qualcos'altro. Questo è un paese civile dove entra chi ha diritto di entrare, però gli spacciatori che intanto fanno domanda di asilo politico, se spacciano droga tornano al loro paese dal primo all'ultimo, se molestano qualcuno. Un paese dove ci sono delle regole e dove anche in questo fine settimana raccoglieremo le firme in tutta Italia per chiedere per pedofili e stupratori la castrazione chimica, perché chi mette le mani addosso a una donna o a un bambino, oltre che la galera, merita una cura. E lei no, sì, perché chi violenta una donna o un bambino non va solo incarcerato, ma va messo in condizione di non rifarlo per il resto dei suoi giorni. Punto. No, basta la pillola, non serve. No, ho appena mangiato, è brutta in mano. Basta una pillolina, basta una cura. E il bello della democrazia è che a nome dei calabresi tra 10 giorni voteranno milioni di persone libere, non 50 sfigati di un centro sociale. E questo è il bello della democrazia. E questo Matteo Salvini a Catanzaro, clima rovente. Più tardi, alle 18, vi faremo sentire anche un pezzetto di un'ultima sua intervista televisiva da Paolo Del Debbio. Ora linee invece aperte, libere, spalancate a tutti voi sui temi della politica, soprattutto allo 0266 20 35 29. Linee aperte, spalancate. Temi particolari sono la gestione di 2 sbarchi diversi. Uno è stato un salvataggio effettuato dalla Marina Militare Italiana, che è stato fatto poi sbarcare con i suoi richiedenti asilo, 39, e su questo c'è stata polemica, però, perché Matteo Salvini ha indicato che l'intervento della Marina Militare Italiana sarebbe avvenuto in acque libiche, quindi insomma una guardia costiera libica con tutti i problemi della Libia, con tutti i problemi della guardia costiera libica c'è, e quindi ha fatto un'esternazione in questo senso critica verso il ministro Trenta, che oggi si è concretizzata, notizia di qualche secondo fa, in una lettera di Matteo Salvini al Premier Conte, in cui chiede sostanzialmente se la politica dei porti chiusi è condivisa dall'intero governo oppure no. Questa è stata la gestione. Mentre un altro carico di immigrati salvati questa volta dalla nave Mare Ionio è diretta proprio ora a Lampedusa. Le persone sbarcheranno, ma la nave, ha annunciato Salvini e confermato anche il Premier Conte, la nave sarà poi sequestrata per favoreggiamento dell'immigrazione. Queste sarebbero insomma le indicazioni sulla Mare Ionio. Ci sono ovviamente tanti altri temi che continuano a bollire e ribollire. Di uno abbiamo già parlato, sebbene facendolo esulare dalla polemica politica, ossia la campagna contro la cannabis light, ma anche ovviamente tengono banco ancora il caso Siri, sebbene in un ultimo strascico, il caso in Lombardia delle indagini che hanno di fatto indagato o messo addirittura in carcere pezzi grossi di Forza Italia lombarda, e ancora dulcis in fundo la polemica del Salone del Libro, dove l'editore Altaforte, editore di Chiara Giannini,
che nel suo libro ha fatto un'intervista a Matteo Salvini e è stato bandito dal Salone del Libro, pensate, in nome della democrazia, e questo è molto orwelliano, se permettete, dico già la mia, ma voglio sentire la vostra allo 02 66 20 35 29. Questa settimana abbiamo avuto un po' di problemi a tenere aperte le linee in maniera strutturata giorno per giorno, quindi oggi chiudiamo con telefonate su tutti questi argomenti, non vi invito a toccarne uno in particolare. Sarete nel caso voi, voce dopo voce, a indicarci una priorità anche nelle vostre sensibilità. Prendiamo la prima telefonata. Pronto? Scusi un attimo. Pronto? Pronto, benvenuta, ciao. Buonasera a tutti. Ho 2 domande da fare. Vai. Se Siri fosse innocente, cosa succederà al governo? Prima domanda. Seconda, e se Mattarella, prima di controfirmare, aspettasse il giudizio del giudice, cosa succederebbe? Pensate che sia così oppure no? Grazie. Allora, la seconda domanda è un periodo ipotetico dell'in realtà, perché Mattarella ha firmato. La prima, qualora la posizione di Siri dovesse essere archiviata, stando alle parole di Di Maio, Siri dovrebbe poi tornare a fare il sottosegretario, cosa che però non è stata affatto confermata, ad esempio, da Di Battista, per usare un'altra voce autorevole del Movimento 5 Stelle, quindi si aprirebbe tutta un'altra partita. Prendiamo un'altra telefonata noi. Pronto? Pronto? Sì, ciao, benvenuto. Grazie, salve, sono Mario. Ciao Mario, grazie a te. Di libertà, come sempre. Grazie ancora. Ti do del tu. Senti, io volevo solo dirti una cosa, una considerazione subito. La sinistra non ha mai brillato per intelligenza, diciamocelo, tra di noi. I sinistri sono sempre stati dei cretini al cubo. Vabbè, insomma, ricambiano, no? Credo, quindi ecco, detta questa, come la motivi? No, ma con questa storia del Salone del Libro hanno avuto un effetto, che questo libro si venderà a decine di migliaia di copie. A me risulta che sia già in testa alle vendite, non so se pure a te, va bene? Sì. E gli faranno fare un sacco di soldi alla casa editrice, quindi hanno avuto l'effetto contrario. Quindi sarà il best seller dell'anno, guarda, te lo posso garantire. Ecco perché io dico sono stupidi. Ma io sono preoccupato soprattutto per i 5 Stelle. Allora, noi abbiamo un partito che è un politico accorto e molto intelligente come Giancarlo Giorgetti, forse il politico più intelligente che sta in Parlamento. Qualche settimana fa se ne è uscita con una frase indicativa dicendo: questi hanno dossier su tutti. Allora, ma questi che sono? Tramite la Casaleggio o associati? Guardi, io sono una persona molto razionale, non sono un complottista, lo dico subito. Questi che hanno dossier su tutti, va bene, poi, che sono uno Stato parallelo, poi faccio domanda, è un controstato. Io mi ricordo benissimo sul Fatto Quotidiano, 10 giorni prima che scoppiasse l'Ambaradam in Lombardia, loro dicevano: attenti che sta scoppiando qualcosa in Lombardia. Come facevano a saperlo? Chi gli dà queste informazioni? Cioè, ma la Lega con chi si è alleata? Come diceva mia nonna, chi ci siamo messi in casa? Ho capito. Cioè, la frase di Giancarlo Giorgetti è inquietante. Avrebbe dovuto far rizzare i capelli a tutti in testa, avrebbe dovuto far fare delle inchieste dei giornali dicendo: questi che hanno dossier su tutti. Grazie al nostro amico. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Buonasera signor Pinti, Lisetta. Buonasera Lisetta, che vocina che abbiamo. Cosa è successo? Niente. Un po' di caldo caldo e vita sregolata. Ecco. Troppi concerti, Lisetta, secondo me. Ecco, anche quello. È andata a troppi festival. Ai rave party, allora, dica la verità. Siamo le persone serie. Allora, preoccupa, 74 anni fa, dopo, dico io, quel lontano 25 aprile, che si demonizzi il fascismo come se il fascismo non ci fosse stato. Invece c'è stato, come dicono la cronaca, la storia, la memoria, le ex paludi pontine bonificate e in qualche edicola i calendari di Mussolini. C'è solo da sperare, signor Pinti, che gli insegnanti, come loro doveri, la storia la insegnino. La saluto. Grazie Lisetta, le linee sono aperte, libera a vostra disposizione. Allora andiamo anche a vedere cosa ci scrivete voi. C'è Manzoni che ci manda uno screenshot di Salvini. Ebbene sì, finalmente è tornato il Vinci Salvini. Come funziona? Insomma, è un concorso sui social, se volete potete partecipare, se volete una cosa simpatica. Poi decreto sicurezza, come la canzone degli anni 40, signore illusione, senza una riforma della magistratura. Vedrai che anche questa volta sulla previsione vinco facile. E ancora
ancora Filippa Darò che dice viva gli alpini in onore della donata di Milano. 02 66 20 35 29 non sono numeri che do a caso, è il numero per intervenire in diretta su Radio Padania. Pronto? Pronto? Eccoti, ciao, benvenuto. Oh, in alto i cuori intanto, Nicolò da Padova. In alto i cuori, le milze a destra invece. No, sempre, no, in alto i cuori. I cuori, ma la milza dove la mettiamo, Nicolò? Vero, in alto i cuori. Ho capito, Nicolò, ma tipo la milza dove la mettiamo se il cuore in alto? La milza, lascia stare, non serve. scherziamo qua, non scherziamo. Io ho capito benissimo, no? Che ormai anche Di Maio fa parte del sistema. Il sistema c'è in questo governo, quello del cambiamento. Abbiamo capito chi vuole veramente cambiare? Avete capito? L'abbiamo capito. Noi andremo avanti con Salvini finché nessuno ci porterà via da là. E noi atterremo duro e cambieremo questo paese. Cambieremo l'Italia da nord a sud, perché ormai anche il sud ha capito. Vogliono cambiare questo sistema, perché sono anche loro schiavi, come siamo schiavi noi altri qua al nord. Cambiamo l'Italia, cambiamo l'Europa, cambiamo il mondo, in alto i cuori con la Lega, con Salvini. Grazie al nostro Nicolò, c'è tempo ancora per un'altra telefonata, poi faremo sentire ancora un po' di Salvini, questo sarà più comprensibile perché è una sua comparsata televisiva insomma meno caotica di quella che vi abbiamo fatto sentire, quindi diciamo il primo contributo era una testimonianza dell'atmosfera della piazza, dopo avrete contenuti più comprensibili. Ennio da Treviso ci scrive l'appuntamento del 26 maggio è importante per riuscire a cambiare questa Europa che fa gli interessi di Francia e Germania. Per questo motivo vedo delle analogie con Mani Pulite nel 92, quando presero l'allora segretario amministrativo della Lega, il signor Patelli. Ricordo che anche allora la Lega era il primo partito, avrebbe fatto Sfracelli. Mi pare che stia accadendo di nuovo con la storia che si ripete e la Lega che legalmente non può comandare. Ancora, comunque sia innocente o colpevole, Siri ci è costato 5% dei voti. Ferrara sul Foglio scrive che arriverà il cappio anche per Salvini. Sai qualcosa? Mi scrive così un amico che non si firma mai, ma non ne so di più, Poi ragazzi, io i sondaggi vi dico sempre, scrivete quando sono al 39, scriveteli sull'acqua, sul vento che corre, basta avere un po' di pazienza. Tra 16 giorni, se sintonizzandovi su Rebelotto sentirete musica giapponese, è perché la Lega ha preso più del 33%. Prendiamo una telefonata, pronto? Pronto, sono Carla. Ciao Carla, eccoti. Quando parlate che va bene se scappano dalla guerra, io non sono d'accordo, perché i miei genitori hanno subito 2 guerre, ma non sono scappati, sono rimasti qui a combattere, ad aiutare. Cioè, cosa vuol dire scappano dalla guerra? Tutta l'Africa e tutto il mondo è in guerra, li prendiamo tutti? Quindi tu dici c'è un controsenso, grazie alla nostra amica. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Ciao, sono Pagani. Ciao Pagani, benvenuto. Grazie. Ascolta un po', i signori che si antepongono a noi altri, la Lega, compresi gli amici, pseudo amici di Forza Ladri e Cinque Palle, giocano anche sui sondaggi. Siccome sanno che il popolo italiano molte volte è abituato sempre a salire in soccorso del vincitore, incominciano a giocare sulla demoralizzazione dell'elettorato possibile e cominciano a far vedere che la Lega cala, crolla. È una forma psicologica di attacco che raccomando ai nostri elettori di non accettare. Io ho già sentito alcune persone che si sentono scoraggiate da queste situazioni. Siamo in pieno occhio del ciclone, ci attaccano in tutti i modi, in tutti i sensi, e se abbocchiamo a questi mezzucci, dei quali purtroppo quel giornale che dice sempre il vero, si chiama La Repubblica, che diceva che Radio Padania era chiusa. Ricordate le menzogne che scrivono questi comunisti travestiti da giornalisti? Ascoltatori, non abboccate alle menzogne di Repubblica e di coloro che gli stanno dietro. Il problema è cercare con ogni mezzo di fermare la Lega. Io mi aspetterò, e lo dico per eccesso, ma mi aspetterò che si arriverà tra poco allo scontro fisico, perché non sanno più dove andare a sbattere la loro testaccia quadrata. Ciao Pinti, gente, state tranquilli e non abboccate. Grazie a Pagani, un saluto anche a Pietro tra i Whatsappers e poi il pompiere di Viciu. Vabbè, sono contento che il buon umore sia ben diffuso nel nostro spettabile pubblico. Noi dobbiamo andare in pausa, Carnelli, sono le 18.
Io lo so che comanda la parte tecnica, ma se sono le 18 bisogna Gli ho andare detto 30 secondi di intervento. allora prego. Pronto? Pronto, a 30 secondi. Ospega ragazzi. Allora prova a richiamare tra 2 minuti così vai più tranquillo, dai. Noi facciamo la pausa. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera. Diamo voce alla nostra gente. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. E rieccoci tornati. Salutiamo chi ci scrive: Pagani forever. E ancora, ma perché non parlare di quanta tenerezza fa Silvione, che torna al passato di 25 anni fa e si ripropone come l'uomo nuovo. E questo è ancora l'Anonymous. Ma noi abbiamo una telefonata in attesa. Pronto? Pronto? Salve. Ciao. Marco. Sono Claudio della provincia di Novara. Ciao Claudio, benvenuto. Arrivo sempre ad aprire così la radio quando ci sei tu di corsa. Ho sentito quell'ascoltatore che parlava della dichiarazione di Giorgetti a proposito dei dossier. Sì. Vorrei far notare una cosa. Giriamo un attimo la frittata. Ammettiamo e non concediamo che Siri sia colpevole, che abbiamo preso soldi, tutto il peggio. Ragazzi, è quello che è successo attorno al professor Mifsud, attorno all'Università Privata di Roma, dove addirittura c'è coinvolto ufficialmente un ministro. Quello stiamo zitti, quello che parla di spionaggio, una vicenda che parla di spionaggio, di lotte tra i vari settori del deep state americano, cioè dove addirittura le agenzie americane si fanno la guerra in Italia, coinvolgendo politici di primo piano. Su quello stiamo zitti. E quindi tu dici, da questo punto di vista, sempre cose insomma che possano essere risibili, mentre i grandi giochi si consumano dietro le quinte o neanche. I grandi giochi purtroppo li subiamo a casa nostra. Io insisto su un punto, mi rendo conto che magari sarò così un po' monotematico. Ragazzi, l'Italia la guerra l'ha persa e quello che è peggio è che i popoli italiani, tutto l'insieme che costituisce l'Italia, sì, non è stata capace di sorbire il colpo con dignità. È inutile che ci giriamo. E ancora oggi, forse questa potrebbe essere una delle ragioni per cui non si fa ancora i conti con serenità con quel periodo, no? Ma Marco, c'è anche adesso, volendo un attimo uscire dalla polemica di quel periodo che comunque meriterebbe, però non c'è il tempo, non c'è lo spazio.
quello che ha detto Pagani 3 minuti fa ha ragione. Cioè il gioco dei sondaggi era evidente che erano a salire per poi poter scendere. Sì. Perché purtroppo l'italiano è fatto così, aiuti il vincitore a vincere e non riesce a capire che ormai il mondo da molto tempo è cambiato. Esistono comunque, bene o male, le nazioni, spesso fatte da popoli, l'Italia può essere un esempio, che comunque ognuno individualmente deve assumersi le sue responsabilità e deve proseguire con le sue capacità. È inutile che continuiamo a dire ma chi sta sopra, ma ragazzi, chi sta sopra è lo specchio di chi sta sotto. Grazie Claudio, prendiamo un'ultima telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao, benvenuto, eccoti. Ciao, volevo fare due puntualizzazioni. Vai. La prima è quella che io e altra gente stiamo aspettando una visita all'ospedale militare di Baggio già da 2 o 3 anni, perché per un infortunio a servizio di leva e niente, praticamente risposte zero. Io vorrei parlare con qualcuno che ha fatto questa visita, perché dopo 2 o 3 anni che non ti chiamano io non riesco a capire cosa fanno là tutto il giorno. I giorni sono 365, alla fine sono andato all'ospedale militare di Baggio, girano i dottori con le mani in tasca. Mi piacerebbe sapere cosa fanno negli ospedali militari e nell'ambito militare, mi piacerebbe sapere questo, quindi se si riesce a dare una sveglia a livello Striscia la Notizia, Jimmy Dione eccetera, sarei contento. Grazie. Ecco, ma che tipo di visita devi fare, se posso chiedere però? Praticamente un infortunio che ho subito al servizio di leva, 2 giorni dal congedo, e non mi hanno ancora chiamato a fare questa visita. Ah, ho capito. E allora? Beh, ma da quanto tempo? Da un servizio di leva a una vita, insomma. Servizio di leva è una vita, però sono 2 anni che sto aspettando e ho ricevuto una convocazione, solo che hanno detto che erroneamente hanno sbagliato nome. Ecco, prova, adesso ti ripasso in regia, dai il tuo nome e il tuo cognome a Carnelli, poi insomma non so se riusciremo a combinare qualcosa, però insomma prendiamo nota. Grazie mille. Noi adesso sentiamo 10 minuti 10 di Matteo Salvini ieri del Debbio, in modo tale che insomma chiudiamo la trasmissione anche con qualche contenuto più decifrabile rispetto alla gazzarra di Catanzaro. Poi musica giapponese per 7, 8, 9 ore. Adesso devo parlare con il direttore, però quello è più o meno il programma. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Buonasera. Ha visto Grazie con per cosa l'invito. abbiamo cominciato? Ha visto quel magistrato che ha detto c'è troppi delinquenti in giro per Napoli, non ho sufficienti uomini, mi tocca mandare i barellieri. Cosa dice Salvini? Infatti, no, più che cosa dice, cosa facciamo? Ecco, dica. Ci sono almeno 12.000 delinquenti condannati a spasso solo a Napoli, ma a Torino vi ricorderete l'omicidio compiuto da un tizio che doveva essere in galera. Grazie al ministro Bongiorno questo governo ha aperto le assunzioni per 2.000 amministrativi della giustizia e funzionari della giustizia, perché a volte mancano i cancellieri, mancano i funzionari, manca il personale amministrativo. Io poi da ministro dell'Interno sarò ancora a Napoli settimana prossima per il 4° comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. Abbiamo mandato 130 poliziotti, abbiamo fatto assumere 53 vigili urbani, abbiamo stanziato una marea di soldi per le telecamere di sorveglianza, per l'operazione Scuole Sicure. È chiaro che i reati fortunatamente sono in drastico calo in Italia e a Napoli. Questo lo dico a chi ci guarda da casa, non è merito del ministro, ovviamente non è merito mio, è merito di polizia e carabinieri. In questo 2019 i reati in Italia sono in calo del 15%. Meno stupri, meno scippi, meno rapine, meno omicidi. Bisogna andare avanti. Quello che posso fare io è assumere poliziotti, assumere carabinieri, comprare auto nuove, divise nuove, installare telecamere. Per quanto riguarda Noemi, poi si può fare in queste ore una cosa in più per chi crede: pregare prima di addormentarsi e pregare la mattina. Io sono andato in ospedale a trovare mamma e papà e spero che rivedano questa bimba a casa a 4 anni con una sorellina di 1 anno e mezzo che
che la aspetta perché non si può uscire alle 5 del pomeriggio per far merenda finendo in mezzo a un conflitto a fuoco di delinquenti. Sono sicuro che le forze dell'ordine lo beccheranno presto. L'importante è che la giustizia funzioni e una volta beccato vada in galera, perché io sono stufo di vedere poliziotti e carabinieri che beccano gli spacciatori e gli stessi spacciatori sono nella stessa piazza il giorno dopo. Quindi evidentemente c'è anche un sistema giustizia da aiutare, da migliorare. Senta Salvini, abbiamo parlato noi prima di Casal Bruciato e ha visto che oggi il Papa ha dato una bacchettata a chi non sta dalla parte, ha ricevuto 500 nomadi e ha detto una frase che, se la regia me la manda, abbastanza pesante. Eccola qua. Delinquente è chi crea la vendetta, il cittadino di seconda classe è chi scarta gli altri. Che dice? Ma guardi, fatto salvo che il Santo Padre ha diritto di ricevere chiunque voglia in Vaticano, ci mancherebbe altro. Sì. Il mio problema non è il colore della pelle di una persona. Uno può essere bianco, nero, giallo, rosso, verde, italiano, rom, finlandese, esquimese, portoghese. Il mio problema è il rispetto della legge. Ci sono troppi rom, la stragrande maggioranza di quelli che vivono nei campi, che rubano, che non mandano i figli a scuola, che spacciano, che scippano, che non lavorano, che non pagano le tasse. Ma ovviamente in Vaticano saranno andati quelli che lavorano, quelli eleganti, perché ci sono anche rom artisti, musicisti, insegnanti. Il mio obiettivo, e spero che nessuno abbia a che ridire su questo, è finire la mia attività da ministro avendo chiuso tutti i campi rom in Italia. Senta. In Italia si vive da persone normali, non nei campi con la luce pagata dal prossimo e bruciando i rifiuti tossici. Lei ha parlato di un piano sui campi rom. Di che si tratta? Innanzitutto identificare chi c'è. Io quando parlai di censimento... Scusi un attimo Salvini, devi star buono. Non ci sono neanche gli altri, è un'intervista che faccio io col ministro, bisogna che tu stia fermo. È seduto e zitto come tutti gli altri. Non ti preoccupare, ne parliamo dopo, ok? Bene, grazie, dica Salvini. No, innanzitutto occorre fare un censimento, ma in passato mi dissero vuole fare le schedature fasciste, razziste, naziste. No, voglio sapere chi vive in quei campi, siccome pagano gli italiani, e soprattutto voglio sapere quanti bambini vivono in quei campi, perché io voglio chiamare uno per uno i tribunali per i minorenni, perché se il figlio di un italiano non va a scuola vanno a portarlo via i genitori. Vorrei sapere perché nei campi rom è pieno di bambini in età scolastica che non vanno mandati a scuola, che non vengono mandati a scuola. Io li voglio salvare, quei bambini. E poi, in base ai soldi che hanno, perché io conosco alcuni campi rom di Milano e conosco ad esempio, i milanesi lo sanno, il campo di via Chiesa Rossa, dove non ci sono delle tende o delle roulotte. Paolo, anche tu te lo ricorderai, ci sono delle ville, ci sono degli chalet in legno a 2 piani, anche in via Novara. Ci sono macchinoni BMW e Mercedes. E quindi, siccome è gente che può pagare, faccia il piacere di pagare e di non campare alle spalle del prossimo. Tutto qua. Non voglio che qualcuno campi alle spalle del prossimo usando dei bambini, educandoli al furto. Senta Salvini, lei ha detto che vuole chiudere dei cannabis shop, sono negozi dove si vende la cannabis, e dice che è disposto su questo a far cadere il governo. Io ci ho avuto prima Di Maio e dice che lei vuol far cadere il governo, dice queste cose perché è arrabbiato per la questione di Siri. No, innanzitutto io non voglio far cadere il governo perché voglio mantenere le promesse fatte agli italiani, riduzione delle tasse, le accise sulla benzina, ne parliamo dopo della legge Fornero, la riforma della scuola, e quindi io vado avanti e non ascolto i rumori di fondo, quindi il governo non salta. Mi dispiace che qualcuno sottovaluti, quella che è, Paolo, un'emergenza che ci sta riportando indietro in 30 anni, la droga.
Io ho incontrato le comunità di recupero dei tossicodipendenti, San Patrignano, Saman, Don Benzi, Don Gelmini, ho incontrato mamme, papà, medici, professori universitari e parroci. La droga sta tornando in grande stile e sta devastando la testa, il cuore e il futuro delle nuove generazioni. Io da Ministro dell'Interno ho il dovere di salvare i nostri ragazzi e non accetto che ci siano negozi che vendono droga. Questo è. E proprio stasera abbiamo mandato una richiesta di controllare a tappeto questi 1000 negozi, perché dare il messaggio che la droga non fa poi così male è devastante. E mi spiace che l'amico Luigi, con cui stiamo governando bene da mesi e con cui governeremo bene da anni, sottovaluti quello che la droga fa alla testa e al cuore di tanti ragazzi. Lo Stato spacciatore di droga, io, padre di 2 figli, non lo accetterò mai. Gli spacciatori vanno in galera, non vanno a passeggiare per strada. Lei sa che della cannabis viene fatto anche un uso terapeutico sotto controllo medico. Ci sono ospedali importanti. Certo, ma quella assolutamente... Ecco. No, quella non si tocca. Ecco. Lo stesso Consiglio Superiore della Sanità l'anno scorso ha detto un conto è la cannabis a uso terapeutico prescritta dai medici, ma c'è anche la morfina per alleviare il dolore. Quindi se alcune sostanze stupefacenti servono per aiutare qualcuno che sta male, il medico ha tutto il diritto di prescriverle. Però la droga a uso di divertimento è una boiata pazzesca, perché ci si diverte in altra maniera che non spaccandosi di cocaina, pasticche o canne. Senta, ma è vero che ora vuol fare una battaglia sulla prostituzione? Oh, adesso l'emergenza in Italia è il lavoro e io sono contento di aver cominciato a smontare la legge Fornero, gli italiani non sanno più come passare il tempo, ragazzi. Ministro. Gli leva la droga, gli leva la prostituzione, cioè, capisci? No, sto scherzando. Oggi un giornalista mi ha fatto una domanda. Oggi Paolo, siccome mi pagano lo stipendio, loro che sono davanti alla televisione in studio da te per risolvere i problemi, non per crearli. Un giornalista mi ha chiesto, ma quindi lei vuole fare guerra alla droga? Sì, perché la droga fa male. Se proprio dovessi legalizzare, controllare e tassare qualcosa, lo farei con la prostituzione, perché la droga fa male, far l'amore fa bene. E preferisco farli in luoghi controllati, con controlli medici e tassando chi fa questo mestiere, piuttosto che averlo in mezzo alla strada di giorno e di notte. È un mio pensiero che funziona in altri paesi europei, però da Ministro dell'Interno ci tengo a dire 2 dossier su cui sto lavorando, poi non ti rubo altro spazio. Uno, e conto di riuscirci entro l'estate, raddoppiare le pene e le punizioni per chi abbandona o maltratta gli animali, perché non è possibile che ci siano esseri umani che sono peggio delle bestie, che ne combinano di ogni nei confronti di animali che non si possono difendere. Questa è una battaglia. 2, l'altra? Un servizio del Ministero dell'Interno per tutelare i troppi anziani vittime di truffe. Sono 25.000 all'anno gli anziani italiani truffati e quindi stiamo creando un fondo a sostegno per risarcire questi anziani che magari perdono la collanina della moglie o del marito e vivono un dramma, e noi vogliamo fare il possibile perché queste persone possano stare tranquille almeno a casa loro e almeno di notte. E si conclude così, è bello. Non lo sapevo, è una trappola. Mi avete combinato una trappola da lezione. Adesso io poi ringrazio tutti. Non è Elsa Poppin, No, Elsa Poppin volante. Elsa Poppin tornerà. Tornerà. Al momento è in convalescenza. Sono in vacanza. Esatto, tornerà. Io di solito ringrazio Giulio Cesare Carnelli alla parte tecnica, che si è occupato delle levette, delle cornette, di tutto quello che fa rima con ette. Proprio tutto. Entra nell'argomento. Esatto. Va bene.